Dopo un'attesa lunga 50 minuti per precarie condizioni del fondocampo a causa di una incessante pioggia, si è giocato finalmente il derby Licata-Akragas. La gara si sblocca quasi subito sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E battuto da Grillo, salta Rechichi più in alto di tutti che indovina l'angolo scoperto di Rossi. L'Akragas continua a pigiare sull'acceleratore e al 22esimo con Meola sfiora il raddoppio. In questa occasione è bravo ed attento il portiere Rossi che respinge in angolo. Il primo tempo termina con l'Akragas in vantaggio. Ad inizio ripresa Licata va vicino al pari, ma il difensore biancazzurro De Marino salva sulla linea la conclusione a botta sicura di Minacori. Al 67esimo l'episodio che porta al pari il Licata. Rechichi atterra Bonanno in aria e l'arbitro a due passi vede tutto ed assegna il penalty. Sul dischetto si presenza Bonanno che batte Dregan. Adesso la gara diventa più combattuta e al 71esimo il Licata rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Maimone, ammonito per la seconda volta. Non succederà più nulla sino alla fine, per cui il risultato finale rimane sull'1-1. L'Akragas ha accarezzato dunque l'idea di vincere la sua prima partita esterna nel campionato, ma un calcio di rigore di Bonanno alla ripresa vanifica i sogni sperati dopo il vantaggio di Rechichi ad inizio gara. Il Castrume Favara fa pari con il Siracusa dopo essere passato in vantaggio con Baglione sul calcio di rigore. Scivolone esterno della Nissa a Sant'Agata, mentre crolla a Scafati la San Cataldese. Regina fermata in casa da San Biase, mentre è stata rinviata al 20 di novembre il match a Ciriale Vibonese. Malgrado tutto la classifica rimane molto corta, ma occorrono le vittorie per l'Akragas se vuole abbandonare la scomoda posizione in cui si trova sin dall'inizio del torneo. Domenica prossima sarà derby con l'Enna, mentre Licata giocherà a Siracusa. C'è per un pareggio che sicuramente non vi può soddisfare. Delusione non direi, perché poi alla fine la partita è stata combattuta da tutte e due le squadre. Abbiamo avuto una grande reazione al secondo tempo, credo che poi alla fine l'abbiamo meritato il pareggio. È stata una partita equilibrata, si poteva vincere, si poteva perdere, ci prendiamo il punto e andiamo avanti. Mister, Licata che nel primo tempo continua ad essere ancora poco incisivo, poco nella partita, qualcosa succede nel secondo tempo, quindi le indicazioni, cose che non riesce a cambiare, ecco, tra un tempo e l'altro, perché Licata ha visto che di oggi è stato lo stesso di quello con la Ciriale. Uguale, preciso. Regaliamo già da diverse domeniche i primi tempi agli avversari, non siamo aggressivi, non siamo determinati ad andare sulle seconde palle, andare a essere aggressivi sui difensori, sui centrocampisti, lasciamo troppo spazio ai giocatori avversari e abbiamo avuto delle difficoltà. Secondo tempo invece mi aspettavo una reazione, quello che avevo chiesto, di essere più alti, pressare più alti i centrocampisti avversari, la difesa avversaria. Abbiamo fatto una ripresa super, diciamo, peccato per il risultato, poi l'espulsione nel momento importante nostro dove stavamo spingendo a 1000 ci ha un pochettino frenati, però non abbiamo, diciamo così, tirato il remo in barca, abbiamo cercato sempre con gli attaccanti Bonanno, Furina e Minacori di essere sempre incisivi davanti. Poi è chiaro che verso la fine le partite, quando non le puoi più vincere, non le devi perdere. Nel primo tempo la squadra era spesso in ritardo sulle seconde palle, cioè l'Akragas lanciava, la difesa ovviamente scattava sul colpo di testa dei difensori, sulla palla recuperata dei difensori, che non riuscivano quasi mai a accorciare, arrivava spesso l'Akragas sulle seconde palle. È più una questione di atteggiamento o più di caratteristiche, visto che l'Akragas ha comunque anche gente più dinamica al centrocampo, però tipo Neo, la palla sola, avevano sempre prima dei centrocampisti all'interno. No, è l'atteggiamento che è sbagliato. Io ho chiesto durante la settimana di essere pronti via, subito aggressivi sui giocatori avversari, sia per quanto riguarda la linea difensiva che sui centrocampisti, e invece accorciavamo poco davanti, seconde palle non riuscivamo a essere pronti a prenderle. È un atteggiamento che il primo tempo non mi soddisfa invece quello del secondo tempo, dove siamo stati veramente aggressivi, determinati per andare alla ricerca del pari e soprattutto
Poi una cosa che non mi piace è che nei primi tempi, per male il secondo tempo abbiamo cercato di giocare, abbiamo mettere un po' di palla a terra, abbiamo cercato del fraseggio, quello che non succedeva il primo tempo, che ci siamo ostinati ancora una volta a buttare queste palle davanti, e poi in mancanza anche sia dei centrocampisti ma anche dei difensori avere più coraggio nelle uscite e appoggiarsi più con i centrocampisti. Dobbiamo sicuramente migliorare tanto e lavorare tanto. Una prestazione importante l'ha fatta tutta la squadra nel secondo tempo, quella che è mancata nel primo tempo, per cui elogiare sicuramente il secondo tempo di tutta la squadra e bacchettare un po' quello che è stato il primo tempo della squadra.